Hello? Ciao Zenino, sono io Ciccio d'Italia. What? Ma quali 8 e 9? Sono io Ciccio d'Italia, lo vostro nipote. Quali nipoti? Oh madonna, lo figlio della Igi Gloria Patri. That's alright. Yes, come va? Pulipedi, e voi come siete? Con la macchina. Vabbò, e la famiglia come va? Andavi una sorella che non sta tanto bene. La vacca? No, l'altra. Comunque, zio, sapete che volevamo vedere? Se vi faccia piacere che vorremmo venire a trovo. A undi? A Ossaglia, undi. That's alright. E volevamo portare pure la zita, voi come decide? Alright, allora. Come volete voi allora? No problema, vieni quando vuoi, alright. Ciao Zenino, sono qua! Caro nipoti, non ti conosceva, passano 8 anni da quando vieni in Italia. Dimagriano poco, minchia tia. Eppure io minchia tia, ma veniste solo? Oh, con la valigia. Cazzo, con la valigia, non con l'anghella. E che è l'anghella? Anghella, essere donna, ok, firma non stendi. Lo nervo. L'anchi, ok, non ti preoccupare nipoti. Tanto in Australia ci sono tanti film nice. Allora non sono del caso. Oh, sì, ma che mi dici? Nice vuol dire belli, tutti alti, con i mini grossi. Non mi confondere pure tu. E che mangiare un po' di gallina? Madonna che sono autisticati, mo li guardo pare che mi cannano in coio. Questi sono grattacieli che in Italia non ci sono. Voi lo dicete, ma noi in Italia andiamo che grattano in cielo, in terra, in ogni luogo. Se l'ho dato Gesù Cristo. E sempre se l'ho dato. State attento alla strada, cammina sempre sopra lo futti passi. Non mi ti piglia qualche carro. Non vi preoccupate, che venendo all'Australia non ci piglio le passe a noi, ma se qualcuno vuole mi fotte le passe a me, però andiamo a cacciare pure le scarpe. No, non stendi. Ma lo stendo io, non vi preoccupate, che quando mi arrabbio, voi non sapete che divento io. E che diventi? Una pecora. E che vi pensavo che io sogno fissa poco? No, a quintale dico io. Non understandi, tu non capisci. Ti abituare che qua si parla australiano, ok? Ma io non so manco parlo l'italiano. Non ti preoccupare, caro nipote, che onde non arrivi tu ne arrivo io. Allora siamo a posto. Ti senti stanco? Ti facci fame? Un po' con lo stomaco mi ciccia. Ok, vuoi mangiare italiano oppure australiano? Ma una specialità. Ti piace la pampachina? E che? La pampachina è la cucuzza. Minchia che specialità, ma proviamola, va. Oh, let's goody. Ti piace io la pampachina? Ma che gordo è gordo, tu maccherone di casa non si può avere. Che la pampa è china, ma lo stomaco è vacante. Ma che siamo? Quanti negozi con scritti strani? Cucazzè, ciuncai, fugli. Questi essere nomi cinesi. E st'altro con la faccia ammucciata. Questo essere musulmano pensa che ogni masculo di sta razza deve 7 femmine. E l'altro sei me così le fotti io allora. E che ne so io, cammina, va, andiamo niente. Scusate, buon uomo, un'informazione, siete italiano? No, calabresi! Ah, scusatemi tanto, mi pensavo che siete italiano. Sì, vorremmo scrivere una cartolina all'Italia, voi non avete una penna. E che diventa una gallina paratia? Sì, ma quanto che ne facciamo sempre la storta? Ma voi restate a re toccare l'Australia. Ma però siamo avanti con l'orologio, che qua siamo tutti diritti. Una volta solo incontrano cazzoni. E ogni tanto capita. E ci domandai, bella amico, scusati, per mu vai all'ospedale? E che vedete? Ah, basta, mi piglia qualcosa. E voi le corna le faceste? Da stiamo ieri, va, cangiamo discorso. Qualche giorno che non dai io a Chiffari, ti porto e pigliamo lo pesce. Ma non partiamo in un giorno che sono occupato. E perché? Perché così io e te mi pigliato il pesce. Ma sempre vogliamo scherzi da tu. Io volevo io che cose che zumpano, come si chiamano? Ma chi è la buffa? Ma che buffa, che animali che zippa la coda in terra e zumpa. Ah, l'aspito. No! E che io non so che dici tu. Ma non mi viene in mente, ah sì, lo canguro. Ah, lo canguro. Ok, domani se dai un tempo ti porto al parco di Cagafuiendo. Come volete voi, potremo ieri pure piano. E ti faccio a vedere, lo canguro è pure uguale, che sono degli animali rari che in Italia non ci sono. Voi lo dicete che non ci sono. Noi all'Italia andiamo delle bestie rare che le invidia tutto il mondo. E quali sono?
Quale su? Lo cucco di notte, lo scoprivo lo parapagianni. E perché te ne invidiano tutto il mondo? Perché di giorno non si vedono mai. Babbo, andiamo in va cascorao, che a non si può ragionare più.